Seggi aperti fino alle 23, bassa affluenza per i referendum, in calo anche per le amministrative, caos per il voto a Palermo. Donbass conteso, Severodonetsk può cadere in poche settimane, Kiev chiede più armi, aperti 2 corridoi per esportare il grano. Accordo al Senato americano sulle armi, più controlli sugli acquisti e fondi per la sicurezza nelle scuole, la soddisfazione di Biden. Tra poco la chiusura delle urne in Francia per il primo turno delle legislative, in bilico la maggioranza del presidente Macron. Sole e caldo in tutta Italia, temperature ancora in aumento, spiagge affollate, bene città d'arte e borghi, ottima partenza per la stagione. Berrettini rientra dopo un lungo infortunio, batte Murray e vince a Stoccarda, obiettivo ora è Wimbledon dove l'anno scorso arrivò in finale. Nannini, Mannoia, Pausini, Amoroso, Emma, Giorgia ed Elisa. Tutte insieme per dire no alla violenza sulle donne, concerto evento al campovolo di Reggio Emilia, un grande spettacolo e 2 milioni di euro in beneficenza. Buonasera dal TG1, benvenuti. Dunque ancora poche ore, poi alle 23 la chiusura delle urne per questo Election Day con referendum e amministrative. Stamattina a Palermo nel suo seggio ha votato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo state vedendo in queste immagini. Facciamo il punto sull'affluenza con i primi dati parziali del Viminale relativi alle ore 19. Partiamo dai 5 referendum sulla giustizia, li vediamo tutti in questa grafica.